Bene, ed eccoci ritornati in studio come sempre per il nostro spazio dedicato al memento e questa sera torniamo ad occuparci di un liceo padovano di cui vi abbiamo raccontato, pensate un po', più di 5 anni fa, anzi per la precisione 6 anni fa, perché Ermanno nel 2017 abbiamo fatto proprio una trasmissione dedicata al liceo selvatico che aveva bisogno di un intervento importante. Se rammento bene, fu presente anche il presidente della provincia che promise mari e monti o monti e mari, ma alla fine sono passati 6 anni e vediamo a che punto siamo. Questo è il problema dell'Italia, no? Si parla tanto, si combina poco. Prego. Certo. Abbiamo con noi questa sera, dopo 6 anni, Elio Ermanno. Buonasera, Ermanno. Buonasera. Lo presentiamo ai telespettatori. Lei è uno scultore conosciuto ed è il fondatore, presidente dell'Associazione Amici del Selvatico. Un liceo d'arte, una scuola d'arte? È stata il primo istituto d'arte dell'Italia unita, dopo l'unità d'Italia. Ed è stato a lungo, nella città di Padova e nella provincia, la scuola che ha formato centinaia di artigiani, di artisti di tante discipline e che ha contribuito all'abbellimento nei vari momenti della nostra città, dall'oreficeria all'ebanisteria, alla pittura, alla scultura, alla decorazione, alla tessitura, alla formazione di tantissimi personaggi, piccoli e grandi, della nostra realtà. Vogliamo Sartori, per esempio. Sartori è stato... I due Sartori, padre e figlio. Sì, Sartori, il vecchio Amleto, un celebre scultore e autore di maschere della commedia dell'arte. Io mi ricordo che nel 59, sono passati alcuni anni, non avevo questa barba molto bianca che ho adesso, e io sono stato di Sartori allievo nel laboratorio di plastica, si modellava la creta e facevo scultura, e il laboratorio di scultura era nella parte sotterranea della scuola. Ma poi compagno di scuola era Donato Sartori. Donato, figlio di Amleto, ha continuato la tradizione del padre e l'ha portata avanti alla grande. Purtroppo è morto da qualche anno anche lui, ma a proposito di Amleto, io mi ricordo quando morì Amleto Sartori, che era stato anche un partigiano importante, era stata la sua salma esposta nella sala centrale del Selvatico, la cosiddetta rotonda, e di notte, la notte che precedeva i funerali, con Strazzabosco, un altro scultore scomparso, facemmo la maschera funebre, a proposito di maschere, ad Amleto. Ma tanti altri personaggi come Paolo Meneghesso, un grande pittore che si era formato a Venezia alla scuola di Saetti. Sarebbero decine e decine i personaggi. E una delle opere di Amleto Sartori è al Cinema Altino. Il soffitto del Cinema Altino è stato organizzato, ma anche l'architettura, che era un tipo di cinema. L'architettura è una delle ultime opere di Quirino Di Giorgio, un'opera modernista rispetto al periodo del fascismo e che è stato arricchito dai graffiti e da tante opere, specie nella hall di Amleto Sartori, che fece persino, mi pare, le maniglie. Purtroppo quell'opera molto importante del dopoguerra, del modernismo, chiamiamolo così, padovano, è chiuso da tanto tempo per vincoli dovuti giustamente al rispetto delle opere, ma che rischiano di essere vanificati quando l'uso di un determinato manufatto non è più consentito. E qui torniamo anche alla questione del selvatico, che è diversa. Diciamo ai nostri telespettatori da dove nasce il Cinema Altino. Il Cinema Altino nasce da una bomba che era destinata al comando in via Altinate, dal comando
tedesco che era in via Altinate, e quindi una delle bombe americane, una colpì la chiesa dei Giardini, altre bombe sfiorarono la cappella degli Scrovegni, e l'ultima bomba abbatté un palazzo intero in via Altinate, e dopo la guerra, dopo qualche anno dopo la guerra, fu costruita questa opera negli anni 50, che era il cinema più bello di Padova. Quei bombardamenti colpirono anche, Ermanno, gli eremitani, la cappella Ovetarico Mantegna. Sì, sì. Perché è tutto nello stesso comparto. La chiesa degli Eremitani, non mi veniva il nome, la chiesa degli Eremitani, e se noi guardiamo la diagonale, la traccia era appunto Altino, Eremitani, Cappella degli Scrovegni che ha sfiorato circa 50 metri, esplosa la bomba, e poi diciamo Lì adesso noi conosciamo, padovani del momento, conosciamo l'angolo di Coin, ma sì, anche là sì. c'era stato un buco fatto da quei bombardamenti, certo, che certo. vennero riempiti con l'Altino, che fu disegnato e finanziato da Quirino Di Giorgio, perché è stato imprenditore di se stesso, e sul tetto dell'Altino, questo non se lo ricorda nessuno, non è più nemmeno scritto, c'è un grande cinema all'aperto dal quale si poteva godere la vista della città, poi fu chiuso. E non più Durante l'estate si andava sopra al cinema all'aperto, e appunto c'era la doppia vista, quella dello spettacolo, della proiezione del film, ma durante l'intervallo si vedeva Padova dall'alto. Ecco, ma torniamo al nostro liceo artistico, che ha creato tanti artisti e una tradizione padovana unica in Italia. Qual è il problema? 2017, adesso dove stiamo andando in questo momento? Quindi 6 anni fa, più o meno, esplose, a proposito di bombe, una bomba fatta di notizie, di chiacchiere, parevano chiacchiere fantascientifiche, che diceva che essendo la scuola, prima istituto d'arte, poi trasformato in liceo artistico, non più agibile, perché non erano state attivate manutenzioni e le varie prescrizioni di adeguamenti stabiliti giustamente dalle nuove leggi, che il Selvatico sarebbe stato chiuso. Ma la cosa paradossale qual era? Che nel 2017 cadeva il 150° anniversario della fondazione della scuola. Come si arrivò a questa situazione? A questa situazione si arrivò per un innesco poco meditato dovuto alla direzione della scuola di allora. Non si può più fare scuola in questo edificio, perché le normative non sono più conformi, cioè le strutture non sono conformi alle normative, bisogna chiudere tutto. E quella che pareva una boutade invece era una realtà, perché l'amministrazione provinciale, competente per l'istruzione artistica, anche se la proprietà di questo o di tanti altri edifici superiori sono del comune, fece sì che si andasse a fare marcia indietro rispetto alla situazione, e fu comunicato alle scolaresche, ai genitori, che si sarebbe ripiegato in 3 distinte succursali, e fu una bomba che a stento si riuscì a contenere. Io in quel momento venni coinvolto da un professore di oreficeria, Graziano Visentin, che mi raccontò questa storia, e come vecchio allievo del Selvatico, io dopo il Selvatico ho fatto l'Accademia di Belle Arti a Venezia, mi sono sentito in dovere di lanciare un allarme, un tam-tam tra il mondo non solo degli amanti dell'arte, degli intellettuali padovani, ma nel mondo generale dell'opinione pubblica della città,
e avemmo una rispondenza incredibile. Dico incredibile perché solitamente, non solo a Padova, in tutte le nostre città, è difficile mettere insieme intorno a un unico obiettivo un impegno così vasto. E invece mi ricordo che firmarono le personalità più diverse, persino Claudio Simone, Sì. che di lì a poco anche morì, volle assolutamente, insieme a Mario Carraro, l'industriale, sottoscrivere il nostro appello e costituimmo l'Associazione Amici del Selvatico, un'associazione senza fini di lucro che mise come emblema, come simbolo, come logo delle proprie iniziative il disegno, il frontespizio del selvatico messo storto per aria. Dicendo lo metteremo dritto quando riusciremo a portare a casa un obiettivo che sembrava impossibile, perché come è stato ricordato il presidente di allora, che venne anche qui proprio in questa sala, si chiamava Enoch Soranzo, era sindaco di Selvazzano, poi presidente della provincia, certo, da quando ci fu la cosiddetta riforma delle province, che vede i sindaci alla testa di questa assemblea, e adesso è consigliere regionale, e venne a dirci prima che non si poteva far niente, poi davanti alla mobilitazione dell'opinione pubblica e davanti al gesto molto generoso e responsabile, risolutivo della Fondazione Cassa di Risparmio, che disse: noi mettiamo 2,5 milioni veri per salvare il vecchio edificio, che peraltro era l'edificio disegnato da Giuseppe Iappelli, il primo moderno macello pubblico della città e forse del Veneto. Allora, davanti a questo intervento molto generoso e determinato, disse: ci mettiamo in moto per salvare il salvabile. Dopo è cambiata l'amministrazione provinciale, c'è stato un altro presidente, altri responsabili, e siamo arrivati alle cose degli ultimi anni. Parliamo dell'attualità. Certo. Adesso cosa succede? È successo che già da 3 anni fa fu fatto ne parlammo anche qui, e vi ringrazio sempre per questa costante attenzione, fu fatto un concorso internazionale perché europeo, così prevede la legge, per individuare i progettisti per la parte del vecchio edificio iappelliano, modificato all'inizio poi del Novecento, e vinse un gruppo importante, il gruppo Berlucchi di Brescia. Ci fu anche una coda in tribunale perché quelli che arrivarono dopo misero in piedi la solita contestazione, il solito ricorso, lo dico senza polemiche. Il tribunale confermò, si perse lì quasi un anno, confermò il gruppo vincitore. Questo gruppo vincitore, d'accordo con l'Associazione Amici del Selvatico, fece un lavoro di progettazione partecipata, cioè consultando il corpo docente in modo che si tenesse conto delle esigenze didattico-culturali della scuola, perché una scuola di questo genere non è un mero contenitore che può andare bene per qualsiasi insegnamento. E poi lì dentro abbiamo anche tanti veri e propri tesori che si sono accumulati e che sono stati intanto censiti dalla soprintendenza e che troveranno spazio nei locali rinnovati. Perché è una scuola operativa, questa non è soltanto teorica. Rispetto ai licei artistici, la stragrande maggioranza dei licei artistici, gli istituti d'arte avevano e hanno la loro forza nei laboratori, non solo nella teoria ma anche nelle attività pratiche. E quindi una scuola di questo genere deve dotarsi di tutte le attrezzature
per far sì che si lavori in sicurezza, ma anche possa essere insegnato il lavoro più contemporaneo, che è basato anche sulla conoscenza delle strumentazioni scientifiche e tecniche che un tempo non c'erano. Vi faccio solo un esempio legato alla scultura. Una volta la scultura si faceva con il mazzuolo e basta. Adesso da molti anni ci sono i martelli pneumatici, ci sono delle strumentazioni che ci consentono di lavorare più rapidamente, ma queste macchine bisogna saperle adoperare. Ovviamente adesso addirittura abbiamo il computer, quindi che mettono in discussione le vecchie tecniche, ma apriranno strade per la nuova sistema di arte, di espressione artistica. Purché dietro ci sia sempre un cervello umano pensante. Ma certamente. Cosa che non succede spesso. Sta alla scuola insegnare a usare il cervello. Certo. Beh, adesso c'è un progetto definitivo, se non quello che non io sbaglio. vedo Lo vediamo alle sue spalle. Nello schermo che ho anche alle spalle, ma che vedo anche davanti, è il plastico del progetto definitivo, esecutivo, che è stato presentato proprio un paio di settimane fa dallo studio Berlucchi in provincia, è stato presentato anche in Pompa Magna, dove c'erano tutti gli attori di questa operazione, anche il sindaco di Padova, che il comune è proprietario dell'immobile ma non ha mai percepito il comune alcun affitto, ma il comune ha voluto anch'esso partecipare alla spesa e ha messo a disposizione, in virtù anche dei nuovi finanziamenti del PNRR, una cifra che servirà a occuparsi della sistemazione degli spazi esterni, cosa di non poco conto, perché non so se posso girarmi da questa parte, in quest'angolo qua, chi conosce Lardo Benedetto, ecco, se puoi indicarlo adesso vuoi con la indicare mano? di nuovo per cortesia? Eccolo qua, così si qui vede. Ecco. c'è un'orribile cabina elettrica che è lì da quando andavo a scuola io, forse anche prima, che ostruisce l'area golenale. Bisogna anche pensare che il Selvatico è stato costruito dallo Iapelli su un saliente delle mura cinquecentesche della città e che bisogna togliere per sistemare tutta quell'area raccordandola all'ex piazzale Boschetti, che sta diventando un giardino, e con l'ingresso di via Porcilia rappresenta una delle porte nobili, dovrà essere nobilitate ancora di più, della città antica che porta proprio verso all'Altino di cui parlavamo prima. Ma però ti posso interrompere, ma una bomba colpì anche questo edificio, giusto? Perché crollò per effetto di un'esplosione, crollò quella cupola che sta dietro, che poi fu aggiustata. Bravissimo, grazie di questo. Crollò proprio la parte centrale, detta la rotonda. L'edificio ricalca lo stile neoclassico, quindi antica Grecia e Roma, e qua dietro c'è una grande sala rotonda come una specie di mini Pantheon che aveva al tempo della macellazione, prima è un ex macello trasformata in suolo, aveva una specie di corridoio con un grande foro, un impluvium, come nel Pantheon a Roma, pioveva dentro, e tutto intorno tra le colonne venivano abbattuti gli animali. Questa rotonda era collegata qua dietro a un altro edificio dove c'era invece la macellazione dei suini ed era collegato da un modernissimo, nell'Ottocento, ponte fatto in ghisa, in metallo. Erano i tempi in cui si pensava al futuro, erano tutte opere di arte contemporanea a quell'epoca. E la rotonda fu colpita anch'essa dai bombardamenti. Esistono delle fotografie che fanno venire la pelle d'oca a proposito dei bombardamenti che vediamo anche in queste ore in altre zone. Venne rifatta e in quella rotonda
per decenni si svolgeva la ricreazione, ma durante le ore scolastiche, tra una colonna e l'altra, si imparava a disegnare dal vero usando la straordinaria raccolta di gessi dall'antichità a Canova, di cui è proprietaria la scuola e che saranno anch'essi restaurati e rimessi laddove erano in origine. Ma stavo dicendo, prima di parlare giustamente della rotonda, che il primo stralcio, e pareva potesse essere l'unico, era questo, della parte storica. Mentre da quest'altra parte c'era un c'era un manufatto prefabbricato, cosiddetto, di tipo razionalista, fatto negli anni 50, fortemente degradato, sul quale avevamo anche scoperto, grazie alle denunce degli amici delle mura che pensavano di liberare quella parte in primo momento, avevamo anche scoperto che c'erano anche dei problemi di legittimità. Fortunatamente un politico di tanti anni fa, il padovano Luigi Gui, fece di suo pugno una sanatoria che salvava quella parte che consentiva l'attività didattica. Era ministro dell'istruzione e fu quello che fece la famosa riforma Gui. Benissimo, giustamente. Certo. E quindi, trovando questo documento, i progettisti, d'accordo con la soprintendenza e d'accordo anche con gli amici del Comitato Mura, hanno proposto un corpo di fabbrica completamente diverso, che sarà importante perché ospiterà non solo i laboratori famosi che danno una marcia in più al liceo artistico selvatico, ma anche un auditorium che si potrà raggiungere indipendentemente dall'ingresso centrale e potrà quindi servire anche al quartiere, a quella zona dove c'è una grande presenza di studenti, ma anche ci sono dei quartieri popolari come il Portello. Quindi la scuola potrà vivere non solo di giorno, ma potrà, ha sempre avuto anche le scuole serali, vivere anche di sera aprendosi alle iniziative della società. Bello, certo. Molto bene. Bello. Allora, ma la tempistica, abbiamo una tempistica o dobbiamo aspettare ancora? La tempistica è particolarmente importante e decisiva, ma soprattutto perché è vero che sono passati tutti questi anni e io mi sono imbiancato e invecchiato, però è vero anche che agli iniziali quattrini, 2,5 milioni decisivi della Fondazione Cariparo, sono venuti i finanziamenti che la stessa provincia è stata in grado di trovare su Asponte con la nuova amministrazione, con Fabio Bui, Alessandro Bisatto, e poi sono arrivati anche i fondi famosi, quelli che abbiamo ottenuto dall'Europa, per essere impiegati davvero in cose concrete, in questo caso nell'istruzione secondaria superiore nelle scuole, che hanno consentito di poter pensare ad appaltare insieme sia il primo stralcio, la parte di Iappelli, il vecchio istituto artistico d'arte, ma insieme alla parte che era ormai diventata impraticabile e fatiscente. Il tutto è venuto a costare la cifra di 12 milioni di euro che ci sono. Eravamo partiti da 2,5 milioni, grazie alle pressioni e alla mobilitazione continua che abbiamo fatto, è stato accorpato tutto e la legge che ha stabilito questi finanziamenti speciali europei prescrive anche, questo è un fatto rivoluzionario, che i lavori debbano essere appaltati non oltre l'anno in corso. Quindi ci sono i quattrini, c'è il progetto esecutivo in tutte le sue parti,
c'è questo vincolo, altrimenti si perde il finanziamento, di appaltare il tutto. Bisogna fare le gare d'appalto, certo. E non è una cosa di poco conto per un corpo così grande, certo. Bisogna fare le gare d'appalto e poi si passa dal dire al fare. Ma l'Italia ha sempre diciamo, un po' zoppa in questo senso, cioè si comincia ma non si sa mai quando si finirà. Vediamo il Mose che ormai sono 20 anni che stiamo aspettando il lieto evento e hanno detto che nel 2025 forse, chissà, non si sa bene, ma forse sarà finito, ammesso che funzioni, ma questa è un'altra cosa. Quando potrà essere finito questo? Perché i giovani diventano vecchi. Figuriamoci se non ho questa preoccupazione. Cioè noi vivremmo abbastanza, avremmo così vita lunga da vedere finita. Non credo che i giovani che stanno, e gli insegnanti che sono dentro il Selvatico adesso, perlomeno tutti, saranno in grado di entrare e di usare l'istituto nuovo. Io ho parlato prima della mia barba bianca e dei 5 anni, 6 anni anzi che sono passati. Però io credo che non faccia male anche un po' di ottimismo della volontà. Devo anche dire che quando è stato presentato questo progetto, io, e faccio autocritica, ho fatto un intervento molto critico e i giornali hanno anche detto, stranamente Armano era critico, perché facevo i conti sulle dita della mano e non mi bastava una mano, dovevo andare a un'altra. Però rispetto alle esperienze che abbiamo visto come italiani e che continuiamo a vedere, io credo sia importante avere raggiunto la somma necessaria, avere il progetto esecutivo, perché molto spesso si parla di cose che poi vengono rimesse in discussione, che non hanno mai i progetti definitivi. Certo è che sarà fondamentale, come è stato in questi 6 anni, che voi ci diate una mano. Se voi ci date una mano, noi andiamo più rapidi. E noi siamo qua, infatti. Se questo governo, sembra il governo dei miracoli, ma io ai miracoli credo poco, vuole fare una legge per le emittenti televisive, diciamo, non di Berlusconi, allora penso che potremo continuare a batterci perché questa scuola venga salvata. Quindi finché ci siamo speriamo e ci batteremo per te e anche per tutti gli allievi che sono passati e passeranno in questa scuola. Grazie. Grazie. Allora ringraziamo Elio Armano per essere stato con noi, scultore e fondatore dell'associazione Amici del Selvatico. La salutiamo però solo momentaneamente perché la terremo qui anche per la prossima parte della trasmissione. Adesso per i telespettatori una breve pausa pubblicitaria, poi ritorniamo e torneremo ad occuparci questa volta di storia politica, parleremo della cortina di ferro. Torneremo indietro al 1946 quando appunto Winston Churchill per la prima volta pronuncerà questa frase, appunto nominerà la cortina di ferro. È l'inizio di una nuova epoca, è appena finita la seconda guerra mondiale e si aprirà appunto un'altra guerra, ma che sarà quella fredda, ma ne parliamo tra poco dopo la pubblicità.